Non c'è ancora una risposta sulle cause della morte di Vera Slepoi, la famosa scrittrice e psicologa trovata morta nella sua abitazione di Piazza del Santo a Padova la mattina del 21 giugno. Il professor De Caro, docente universitario, ha eseguito l'autopsia il 26 giugno, ma in questi giorni, alla scadenza dei 3 mesi necessari per completare la relazione sull'esame autoptico, ha chiesto un altro mese di tempo e così resta il giallo sulle cause della morte della donna, 70 anni, originaria di Portogruaro ma da anni residente nella città del Santo. I familiari avevano presentato un esposto in procura sottolineando l'ottimo stato di salute generale di Vera Slepoi, a parte un fastidio legato all'operazione al ginocchio che aveva subito circa un mese prima della scomparsa. Il magistrato ha aperto un fascicolo senza indagati per omicidio colposo. È stato necessario per autorizzare l'autopsia e quindi occorrerà attendere ancora un mese prima di leggere, nero su bianco, le cause precise della morte.